Giovedì 27 aprile 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sul Gazzettino e sul Corriere delle Alpi. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno. Notizia in primo piano che ci porta a Pieve di Cadore, fuga di gas, scuola sgomberata. Alla media di Pieve di Cadore 140 ragazzi sono stati costretti a lasciare le aule per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. La causa? Perdita di GPL in un magazzino vicino all'istituto. Sicurezza? La provincia investe 45 milioni in 5 cantieri. L'approfondimento di Bolzonello e Santina, pagina 2. Mancano autisti, orario estivo, ridotti gli autobus, proteste dalle frazioni, la soluzione di Gamba, l'assessore del capoluogo bellunese, inserire corse a chiamata, razionalizzare il servizio degli autobus urbani e molte altre richieste da alcuni cittadini delle frazioni del capoluogo alle prese con il nuovo orario estivo e il taglio della corsa del mattino. L'assessore all'urbanistica Paolo Gamba fa sapere di conoscere la difficoltà del servizio, stiamo lavorando per far partire il servizio a chiamata già dal prossimo anno. Questa sarebbe l'intenzione. Certo è che siamo nella situazione paradossale in cui abbiamo i mezzi ma mancano chi li guida. L'approfondimento di FAD a pagina 7. Belluno, ancora dal capoluogo, cade camminando, condannato il comune. Cade sul marciapiede in via Feltre a causa di una radice di albero, condannato il comune che dovrà risarcire la cifra di 6.000 euro. La foto di copertina è dedicata allo sport, ultima partita il 7 maggio, lui ora pensiamo a salvarci, notizia riferita alla squadra di Serie D, la Dolomiti Bellunesi. In questo caso il protagonista della foto di copertina è Corbanese, pronto al ritiro dopo 225 gol in 500 partite. Esultanza dopo l'ultimo dei 225 gol in quasi 500 presenze a Chioggia, appunto in questa foto, lo scorso 16 aprile per Simone Corbanese che si ritirerà. La sua ultima partita dovrebbe essere il 7 maggio, ma il Cobra non conferma e non ne parla. Penso solo alla salvezza della Dolomiti. Belluno, premiati siamo sempre meno, dobbiamo trovare un nuovo modo di narrare il lavoro dell'artigiano facendo capire che è possibile utilizzare delle dinamiche avanzate anche in un ambito dove il lavoro manuale è preponderante, lo ha detto ieri Matteo Ribon, direttore di CNA Veneto al convegno che si è tenuto a Pedavena. Valle di Cadore, assessore muore dopo la festa del sindaco, un malore improvviso ha ucciso Gianfranco Marangon, classe 1950, assessore all'edilizia ed urbanistica a Valle di Cadore. È successo nella notte fra martedì e mercoledì in serata, era stato a casa del sindaco Offer per festeggiare il compleanno. Rientrato a casa si era messo a guardare la TV, è stata la moglie Rosa a trovarlo sul divano ormai privo di vita. L'approfondimento di Bolzonello a pagina 11. Per quanto riguarda lo sport, mondiali in Corea, delusione curling, l'Olimpionica, Costantini e Arman esclusi dai playoff. Il libro Il giallo del Vajont che si conclude senza vittime e con più arresti, la firma è di De Donà. E ancora a nuoto, sportivamente, weekend d'oro in tutte le discipline acquatiche. Dalla pallanuoto al sincronizzato fino alla regina degli sport acquatici, il nuoto per la Sportivamente Belluno è stato un gran weekend. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi. In primo piano una notizia che riguarda invece l'infanzia bellunese, fanalino di coda nel Veneto, in questo caso il territorio della provincia di Belluno, per gli asili nido. Nelle strutture bellunesi c'è posto solo per un bambino ogni 4, comuni penalizzati dalla mancanza di deroghe per la montagna. L'approfondimento di Aliprandi a pagina 15. La truffa, manager spende 100.000 euro per opere d'arte ma sono false, denunciato un gallerista di Verona, sequestrate tele e sculture fasulle attribuite a Tiepolo, De Chirico e Picasso. E anche il Corriere delle Alpi dedica un richiamo in prima pagina all'improvvisa scomparsa dell'assessore comunale di Valle di Cadore Marangon, morto appunto nella notte. Pieve di Cadore, fuga di gas alle medie, elezioni interrotte fuori in 140. E la foto di copertina del Corriere delle Alpi è dedicata al mondo della solidarietà, in questo caso il grande cuore degli alpini, donate 58.000 ore di lavoro. Le storie del Corriere, Cibiana, le bollette da KO frutto di un guasto, il rifugio riaprirà.
E ancora aeroporto Marco Polo, 2 miliardi per la crescita, maxi investimento di Save sullo scalo di Venezia, raddoppio dei passeggeri entro il 2037. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamo al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, il futuro dei trasporti in Veneto, notizia comunque che riguarda il Veneto e che apre questa edizione del Corriere delle Alpi. Save punta 2 miliardi sul Marco Polo, raddoppio passeggeri nel 2037. Marchi presenta il piano investimenti sullo scalo di Venezia, ampliamento terminal di 100.000 metri quadri e sfide di sostenibilità. Questo è il piano 2023-2037, verde in 6 dime, aree verdi, alberate, percorsi pedonali e ciclabili, 9 milioni di euro l'investimento, intermodalità, polo del trasporto pubblico, aree di interscambio, collegamento alla stazione ferroviaria, 165 milioni, Courier City, strutture per i courier, aree di movimento mezzi, piazzale dedicato, 59 milioni, Vertiporto, nuova modalità aerea sostenibile, 12,6 milioni, terminal, ampliamento in più lotti per 100.000 metri quadrati di superficie, 788 milioni, piazzali e pista, potenziamento infrastruttura esistente, 290 milioni di euro, per un totale appunto di 2 miliardi di euro di investimento. Vedete anche appunto in questa cartina, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, le zone interessate a questo grande investimento che coinvolgerà nei prossimi anni l'aeroporto Marco Polo di Venezia. Un volo quasi ogni minuto, ma non sarà necessario realizzare la terza pista, nuova bretella ferroviaria, l'inizio dei lavori previsto a luglio, turni di lavoro 7 giorni su 7, grandissima attenzione alla sostenibilità ambientale, impianti agrivoltaico per l'idrogeno. Gli scenari del traffico, evoluzione traffico passeggeri dal 2022 al 2037, si passa dai 9,1 milioni di passeggeri del 2022 fino a raggiungere i 20,8 milioni del 2037. E sempre in merito al futuro del trasporto in Veneto, obiettivo crociere, gestione grandi navi bocciata da Marchi, così non va, mi sembra evidente, vogliamo contare di più dentro a VTP. E adesso l'approfondimento in Ucraina, a pagina 6, fuoco sul giornalista italiano, visto la morte in faccia, ferito a Kherson l'inviato di Repubblica Corrado Zunino, ucciso il suo interprete. I cecchini russi li hanno colpiti all'imbocco del ponte, a pochi chilometri dal fronte. Sempre in merito all'invasione in Ucraina, l'Italia preme per Kiev nell'UE farla entrare al più presto. A Roma vertice per la ricostruzione. Il premier ucraino visita un'azienda tedesca, telefonata tra Meloni e Zelensky, il nostro sostegno è a 360 gradi. E ancora a pagina 8, Zelensky, il disgelo, telefonata di un'ora tra i due presidenti, è il primo colloquio dall'invasione russa, Kiev, discusso di pace giusta, Pechino, nessuno vince la guerra nucleare. Il rispetto reciproco per la sovranità e l'integrità territoriale è il fondamento dei legami bilaterali. Questa è la dichiarazione di Xi Jinping, presidente della Repubblica Cinese. Questa è invece la dichiarazione di Zelensky, presidente dell'Ucraina. Siamo sulla nostra terra e combattiamo per il nostro futuro, esercitando il nostro diritto all'autodifesa. Ricostruzione da Mandis a Carraro, le Venete alla conferenza di Roma, agribusiness, infrastrutture e servizi, le imprese del nord-est in prima fila per la ripartenza. In questo caso una notizia che riguarda il nord-est, ma sempre riferita all'invasione in Ucraina. Si parla invece di economia, a pagina 10, stabilità, nuovo patto, meno vincoli sul debito, ora è sfida tra i governi, riforma della Commissione UE sul recovery, flessibilità e piani ad hoc, sì di Giorgetti, ministro dell'economia, ma le spese per il PNRR vanno escluse, no di Berlino. Ancora dall'economia, conto da 60 miliardi, l'UE dà più flessibilità ma finisce l'era della spesa senza limiti inaugurata con il Covid. L'Italia torna ad essere l'osservato speciale e sarà chiamata a risparmi significativi. E questa è la fotografia dell'indebitamento nell'UE, situazione alla fine del 2022, le cifre sono in percentuale del PIL. Vediamo che in questo caso la Grecia è al primo posto con 171,3%, ma è seguita direttamente dal nostro paese, l'Italia 144,4%, abbiamo poi il Portogallo, la Spagna, la Francia, il Belgio, l'area euro, la media è di 91,6%.
E adesso i fatti che riguardano prettamente il Veneto, per poi passare alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 12, il turismo in Veneto nel sito del governo. Il messaggio può essere giocoso, ma i dati devono essere corretti. Nicola Orio, docente di gestione del turismo dell'Università di Padova: che bisogno c'era di pubblicizzare Piazza San Marco e Cinque Terre? L'intervista la troverete a firma di Enrico Ferro a pagina 12. Cronaca veneta, duplice omicidio a Verona, uccide i genitori e vaga tutta la notte, poi porta i finanzieri davanti ai corpi, le coltellate durante la lite scoppiata per avere ancora soldi per comprare droga. Le vittime avevano 75 e 73 anni. L'omicida, a 55 anni, il padre era malato dopo una vita lavorata come ristoratore. Economia veneta, scoppiava 398 milioni sulle rinnovabili, AGSM, AIM è l'ideale per una alleanza. Adesso passiamo ai fatti che riguardano la provincia di Belluno. Questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Spopolamento, ultimi in Veneto per posti all'asilo nido. Non esistono deroghe per la montagna, c'è disponibilità solo per un bambino su 4, ma nella parte alta si scende al 18,3%, peggio del dato di 10 anni fa. Queste le offerte di asili nido e servizi della prima infanzia nel bellunese. I dati sono aggiornati al 2020, posti autorizzati per 100 bambini da 0 a 2 anni. Vediamo che questa è la percentuale, quella più alta è registrata dal comune di Lozzo di Cadore, 131,60%, cifre alte anche per quanto riguarda Cencenighe, Agordino, Quero, Vas. La truffa, spende 100.000 euro ma acquista opere d'arte false. Manager bellunese beffato da una gallerista veronese che è stato denunciato. Sequestrate telefasulle attribuite a Tiepolo, Tancredi Parmeggiani e De Chirico. Continuiamo con pagina 17, montagna, tanti pericoli in quota con la neve, sci alpinismo solo al mattino. Appello di Barattin del soccorso alpino: scegliete dove sciare in base all'irraggiamento solare, fate attenzione alle piste inattive, ci sono cantieri per le revisioni. Pagina 18, gli alpini regalano 58.000 ore di lavoro alla comunità Noi in prima linea. Presentato a Milano il libro verde della solidarietà, cifra in difetto perché molti non amano apparire. Ed ecco appunto l'ammontare delle ore e i soldi racconti sezione per sezione per quanto riguarda appunto gli alpini. Vediamo se hanno inserito il totale, lo avete sentito? No, non c'è il totale, o meglio, il totale è suddiviso per sezioni, quindi abbiamo la sezione Belluno con 29.349 ore, la sezione Cadore con 4.097 ore e quella di Feltre con 24.737 ore. Pagina 19, settimana corta sperimentale, la CGIL pensa al nuovo lavoro. Lunedì al Cinema Italia si discuterà della riduzione a 4 giorni di attività. Casanova: è il momento di avviare una sperimentazione anche da noi. E a proposito di lavoro in provincia di Belluno, notizia di spalle, Longarone, crisi Safilo, l'azienda rinvia il vertice. Rinviato a metà maggio l'incontro tra i vertici Safilo e i sindacati. La riunione avrebbe dovuto svolgersi oggi a Longarone, ma l'azienda ieri ha comunicato che in questi giorni non sono subentrati sviluppi significativi, rimandando quindi il tutto al 15 di maggio. Sicurezza, a Damiano assicura: anche i nostri vigili avranno la pistola. L'assessore è convinto di voler portare avanti il progetto. Siamo l'unico capoluogo veneto a non averla, è assurdo. Questa è la dichiarazione dell'assessore del capoluogo bellunese. Ladri di champagne prendono 8 mesi, notizia di cronaca giudiziaria. E andiamo avanti con pagina, c'è un inserto che non abbiamo tempo di leggere, quindi continuiamo con Feltre, pagina 21, crisi dei negozi in Largo Castaldi e Via Basso, allarme locali sfitti. A fine mese il trasloco di Riparo Express in via 14 agosto, l'assessore Curto: proveremo a movimentare l'estate. Sempre da Feltre, torna ad altri tempi, da Feltre a Mugnai per dare una mano a 6 associazioni. Torna il 7 maggio la manifestazione a carattere benefico, in corso la vendita dei pettorali a 5 euro. Notizia di spalle, l'interrogazione: Titton chiede di cancellare le scritte pro Cospito. Nelle scorse settimane in città sono apparse diverse scritte di sostegno all'anarchico Alfredo Cospito e contro l'applicazione del regime carcerario legato all'applicazione dell'articolo 41 bis. Sempre da Feltre, al bar Quadrifoglio, azzeccata una quaterna da oltre 31.000 euro sulla ruota di Milano. E ancora niente neve a Pradel-Moro, ma tanti risultati dei ragazzi, la cena sociale dell'Enal Sport Villaga.
Rimaniamo nel Feltrino, pagina 23, Sovramonte, manca il cuoco, il gestore lascia chiuso il ristorante Antica Torre. Il rammarico di Joshua Zanella, mi dispiace ma non ho trovato un sostituto, il locale di proprietà del parco che ora dovrà pubblicare un altro avviso pubblico. Quero Vassa, riaperta la pizzeria La Miniera ai fornelli Germano Solagna. 2 notizie da Cesio Maggiore, paziente psichiatrico dà in escandescenze, sanitari chiedono un TSO. Ennesima predazione, cagnolino sbranato dal lupo a Culogne. Limana, pagina 24, bilancio sano, tare in controllo ma la minoranza in aula non c'è. Le utenze domestiche pagheranno fino al 5%, le altre poco più del 2022. L'assessore Segat, costi di gestione in calo di 20.000 euro, tariffe al minimo. Sospirolo, in 36 si dividono i 5.300 euro delle borse di studio 2022. Ancora da Sospirolo, zona impianti sportivi, suddivise le aree. Il comune mette a bando la gestione di piastra polivalente nel limitrofo parco giochi e degli spazi boschivi adiacenti. Continuiamo con pagina 25, ciclabile, troppi rischi a Castellavazzo, la FIAB denuncia una criticità che sta allontanando i turisti tedeschi dalla Venezia-Monaco a vantaggio di tratti più sicuri. Il presidente Trevisan, bisogna fare qualcosa, questa situazione durerà infatti a lungo. E sempre a proposito di bici, un contabici per monitorare l'effettiva fruizione delle ciclovie, Sovertene tra i primi comuni in provincia a dotarsi dello strumento, il sindaco Burigo, vogliamo dati certi sulla portata del fenomeno. Ponte nelle Alpi, asfalti, Palamares manutenzioni, già destinato all'avanzo disponibile. Di tutto questo si è discusso in occasione del Consiglio Comunale del Comune Pontalpino. Pagina 26, a Gordino, spegne i fari e tenta di scappare per evitare l'alcol test, stangato, bloccato da un carabiniere che si era appeso alla macchina e finito in tribunale. L'etilometro ha certificato l'ubriachezza, manifesta e fatto sospendere la patente. Selva di Cadore e bonifici e prelevamenti dal conto della madre a processo per peculato. E ancora Gerardi Conedera, 25 anni fa l'assassinio del vescovo dei diritti, figlio di emigranti di Taibon, visse in Guatemala, documentò 55.000 casi di violenze di ogni tipo. Val di Zoldo, il sindaco dei Pellegrini, bilancio 2022 solido nonostante le difficoltà. Continuiamo con pagina 27, ritardi al cantiere della pista Monti, la fine dei lavori slitta di un mese, a rallentare l'intervento la separazione dei materiali di scarto e anche il Bob Bar rischia di dover essere spostato. Siamo a pagina 28, Pieve di Cadore, fuga di gas a scuola, 140 persone evacuate, fuori programma alla Media Tiziano, la perdita individuata fra 3 funghi da riscaldamento esterno stipati in magazzino. Fuga di gas a scuola, evacuate circa 140 persone tra alunni e personale della scuola media Tiziano di Pieve. Quella di ieri non è stata una esercitazione pianificata, bensì una emergenza vera e propria. Intorno alle 8.30, quando tutti ormai erano già entrati in classe, si è chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per un odore di gas sospetto che aveva invaso l'edificio. Domegge di Cadore, la canonica ridotta quasi a una discarica. Don Simone denuncia l'ennesimo episodio del genere, segnalati ai carabinieri anche lanci di sassolini sulle auto. Vigo, pronti 300.000 euro per i campi da padel, i primi in Cadore. E adesso siamo a pagina 29, Valle di Cadore in lutto, lascia la festa, va a casa e muore nella notte. Valle piange l'assessore Franco Marangon dopo il compleanno della sindaca Offer, aveva dato appuntamento in municipio per l'indomani, c'era tanto da fare. Aveva appena finito di festeggiare il compleanno della sindaca Marianna Offer, poi aveva deciso di rincasare, niente di strano, poi un malore nella notte improvviso e la morte. Commozione mista, tanto sconcerto, questi sentimenti che hanno accompagnato la scomparsa dell'assessore del comune di Valle Gianfranco Marangon, classe 1950, era nato a Cadoneghe nel Padovano. Marangon aveva legato a doppio filo la propria vita a quella amministrativa e non solo a quella di Valle, soprattutto il suo nome resterà sempre associato a Cortina, dove Marangon era stato per tanti anni dirigente dell'ufficio urbanistica, firmando tra l'altro il piano regolatore del capoluogo ampezzano, quello attualmente ancora in essere. Ultimamente in effetti non stava benissimo, ma nessuno pensava a un simile evento, lavorò anche a Cortina dove appunto, lo abbiamo già letto, fino al piano regolatore. Cultura e società, pagina 30, in GLAC c'è la mia attuale visione del teatro che lascia il superfluo e sceglie l'essenziale. Pierluigi Pizzi firma per la Fenice la regia di Orfeo e di Euridice, per lui un debutto in una carriera lunghissima, sul podio c'è Ottavio Dantone.
Giorno e notte, suicidi e incidenti dietro la storia del Vajont. Rigoni presenta Il giallo, La gola del diavolo, il secondo romanzo dell'autore piacentino, è ambientato tra Longarone, Erto e Cassone 2 anni prima del disastro. Sport bellunese, il grande evento del Corriere delle Alpi, la festa dello sport sabato 27 maggio, più di 70 premiati a Longarone Fiere. E ancora Q, Ciarro, Magallanes, arma in più del Feltre contro il Brescia, una vittoria voluta, notizia che riguarda in questo caso il rugby di Serie B. Curling, mondiali mixed doubles, l'Estonia spegne i sogni dell'Italia, niente playoff per la Constantini. Calcio terza categoria, tutto in una notte in Coppa Dolomiti, Pedavena è favorito ma la Plavis ci prova. Calcio di Serie D, Artioli rassicura la Dolomiti, domenica ci salviamo. E ancora verso la promozione, Capraro e divorzio dal Borgo, divergenze con lo staff tecnico. Calcio esordienti, la Baby Alpago Cup premia il Montebelluna e il Dolo si qualifica, 15 squadre in campo nel torneo che anticipava l'evento di settembre e con le squadre professionistiche. Calcio giovanile Pulcini, la Dolomiti Bellunesi fa festa al Memorial Beppi Buster. Corsa in montagna, campionato italiano, gli atleti promuovono il percorso. Tennis a squadre, DR3, la giornata sorride a Polpette, Indy 4, 2 vittorie del Pedavena. Calcio a 5 Serie B, dal Farra, che gioia il mio primo gol, la Canottieri deve credere nella A2. Coppa Italia, Juve KO San Siro, l'Inter conquista la finale, i bianconieri di Allegri non riescono a rimontare il gol realizzato da Di Marco al 15°, segna anche Zecco, ma è fuori gioco. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, parzialmente nuvoloso per nuvolosità irregolare, non si escludono locali foschie e nebbie in pianura al primo mattino, precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Beluna e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.